Partenza dopo il lockdown dividono i presidenti delle regioni da nord a sud, in particolare se il governatore del Veneto Zaia ad esempio accelera e dice possiamo iniziare già da subito a scartare i motori in vista del 4 maggio, i governatori del sud, in particolare Campania, Calabria e Sicilia, frenano. Sentiamo Alberto Gioffreda. Il nord chiede di aprire, il sud frena e ipotizza di blindare i propri confini. Sul passaggio alla fase 2 e l'allentamento del lockdown, le regioni si dividono. La serrata già di fatto non esiste più, dice il governatore del Veneto Zaia, che propone un'apertura graduale già da subito. E dal modo di partire, di pian piano mettere in moto la macchina, accelerare pian piano, scaldare i motori e andare a regime. Stessa linea del presidente della Lombardia Fontana, che aspetta l'ok della scienza per il 4 maggio, ma sottolinea non ci si può far trovare impreparati. La Liguria pensa a orari prolungati per negozi e uffici. Credo che i negozi dovranno stare aperti molto di più, che le fabbriche dovranno lavorare su 3 turni e non su 2. Bonaccini dall'Emilia Romagna chiede un progetto di ripartenza in massima sicurezza da condividere con il governo. Distanziamento sociale e mascherine resteranno comunque criteri essenziali anche nella fase 2, così la Toscana si dice pronta sul territorio. Abbiamo già distribuito, grazie all'impegno straordinario dei comuni e dei volontari, ben 8 milioni e mezzo di mascherine ai cittadini della Toscana. Difficile però convincere i governatori del sud. Timide aperture dal presidente pugliese Emiliano, che si dice in grado di gestire gli eventuali spostamenti, mentre Campania e Calabria restano chiuse se permangono i rischi, con De Luca e Santelli che seguono la stessa linea. Faremo un'ordinanza con la quale vieteremo l'ingresso in Campania di cittadini provenienti da regioni nelle quali il contagio è pienamente in corso. Ma quale potrebbe essere a questo punto la tabella di marcia delle riaperture? Lo vediamo.